Popolo di YouTube, per chi mi conosce sa che sono un amante del valvolare e ne rimarrò per sempre un amante e sostenitore. Arriva per un momento nella vita di un chitarrista dove deve fare i conti con quello che è l'attualità del 2026, ovvero che qualsiasi palcoscenico vi richiederà un silent stage. E sebbene fossi abituato a suonare in cuffia qui in studio o utilizzando dei monitor, l'esperienza di suonare con un sistema in-ear di questo genere mi ha completamente spiazzato. Nell'ultimo mese quindi quello che ho fatto è stato testare un rig completamente silent e nel video di oggi vi mostrerò tutti quelli che sono stati gli errori e le successive azioni che ho fatto per correggere quello che era diventato il mio suono come risposta a questo tipo di sistemi. Ma tutto questo dopo la sigla. Andiamo!